Che ti facevano come? Mi dicevano, sei No. te un stronzo Che questa è elettrica, no? questa è una merda. Ah, francesismo. This is a shit car. This is a shit car. Suona, vedi vedi l'inglese com'è elegante. This is a shit car. Che sta è una merda. Anche shitty car. Allora, Dall'alto della mia laurea inglese. Questa macchina, se il non futuro. avesse quel marchio BMW, tutti la schiferebbero. Invece è Drive the E Future. invece è Drive the Future. Allora, obiettivamente si può dire che è bella. Frank Sinatra. Io mi nutro, tutti nutri Frank Sinatra. È di una bruttezza sconcertante. Non conosco le sue prestazioni. Abbiamo un collega. È bello il carattere dell'altro teutonico, però è chiuso. Poteva averla. Ma perché non godere? Noi dobbiamo andare dritti. Perché non godere dei benefici che si hanno quando si hanno? Adesso glielo insegniamo. You can open your car. Allora, vai via. Devi stare calmo, devi stare più educato. E questo è il mitico ponte dei miracoli. È il ponte che ci piace tanto a noi. È bello il carattere del Lorenzo Nazionale, che è uno che la vita non la conosce. E che si può dire, Ci piace la vita, ci piacciono le macchine, un sacco di bei ferri. A volte ci sono eventi che possono snazzicare. Però avete parlato? Ci sta allato sempre da bella vita qua. Perché a volte non se ne esce dalle cose, invece se ne esce, un po' acciaccati ma se ne esce. Se ne esce sempre. L'importante è quello che c'è in testa quando devi uscire dalle cose. Ma se poteva uscirne, te potevi fare più male. Morto, non ci potevo sta più. Oh, è questo il senso di quello che te lo fa dire. E allora a sinistra, per rispetto, anche se c'è sta il joystick, viva la vita. Il joystick però è magico, Viva la vita. Viva la vita sempre. Perché è meglio col joystick? E senza niente. Perché il frontale non è bello. No, non è per niente carino. Ah, puoi raccontarlo, puoi raccontare? Però l'ho sempre raccontata. La puoi raccontare? Si racconta e va bene così. E se la racconti anche col joystick va bene. Anzi, De lusso. forse Pure meglio. tu oggi sai meglio di chiunque altro, che vuol dire, no? Assolutamente. Le Olimpiadi? Le Olimpiadi mo ci si lavora, perché qua... Perché fai? Quindi chiaramente fai qualcosa con le gambe, avendo una Faccio- snazzicata col joystick. Fai faccio- qualcosa con le gambe, usi faccio la tua prestazione è tutta gambe. Quasi tutta. Però non è che non Però, è che gliela lascio però per no, braccio. però aspetta. Però non mi sembra che non è corsa. No, nuoto. Roba di nuoto. Con un braccio, due gambe, un sacco di culo. Con braccio solo si nota? Se fa il culo però. Se fa tanto culo. Ma proprio tanto. Io vado a fondo con due braccia e sono pieno d'aria. E vado a fondo. Dici che galleggi? Mi sa che tu mi rompi il culo con braccio. Ma a tanti. È stato definito una macchina da guerra in gara. E poi parleremo anche di questo. Questo racconta. Io Guarda ho quando imparato un botto. racconti. Io ho imparato un botto di cose da lui. Mi ha fatto riflettere. Guarda che sorriso. E invece c'è gente che si lamenta perché oggi non c'è sta il sole. E Io noi sto diciamo cabrio. hashtag ma chi fece in cula? Secondo te stavo male? Ciao ragazzi. Bella per te. Quindi si nuota pure con un braccio solo. Si nuota soprattutto con braccio solo, se no se fa niente. Io li piglio tutti per culo quelli che hanno le piccole. L'altro che fa, te lo leghi la panza, l'altro che fa te levi. No, non si può. Non ti fa scendere, snazzi. Vietati. Che fa la deriva? Fa la deriva. Fa la deriva, soprattutto quando vado forte. Quelli intelligenti, sono troppo intelligenti. Si va sopra. È il mio amico Davide Biancone, che proprio non è con le gambe, si trova tanto bene che ogni volta scende a comprare i cornetti. Ciao ragazzi. Certo, vieni.